Sull'aria sentiamo Andrea Zanoni, che era un relatore dell'aria, non essendosi coordinatore. Andrea, vieni qua e abbiamo la pagina 7 del nostro. Allora, anche il tema dell'aria è un tema molto sentito, soprattutto nella nostra regione, devo dire, perché siamo in una situazione diciamo di illegalità ormai da 10 anni. Siamo stati condannati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 19 dicembre del 2012, quindi una sentenza di condanna molto recente, dopo un lungo procedimento, proprio perché violiamo la direttiva sulla tutela dell'aria, cioè quella direttiva che garantisce un minimo di qualità di quest'aria. È una direttiva, come tutte le leggi, che non vieta l'inquinamento, ma che dice non dobbiamo superare certi limiti che sappiamo bene un po' tutti, no? E nonostante questa condanna, a luglio di quest'anno è scattata una nuova procedura di infrazione, perché non si è praticamente fatto niente per risanare l'aria. E risanare un'aria che inquinata crea grossi problemi alla salute delle persone. L'Agenzia Europea dell'Ambiente, in uno studio che ha pubblicato a novembre, ha dato alcuni numeri. Si parla di 500.000 cittadini europei che muoiono prematuramente a causa delle polveri sottili, e in particolare per quanto riguarda l'Italia sono 64.000, che sono ben concentrati, diciamo la stragrande maggioranza, nella pianura padana, Veneto, Lombardia e in parte Emilia-Romagna. Quindi prima Don Albino giustamente, correttamente ricordava i fatti drammatici della Francia, dove sono morte 12 persone, lui diceva probabilmente qualcuno in più, e ricordava anche i 2.000 morti in Nigeria. Ecco, se noi pensiamo ai titoloni dei giornali su Ebola, sui morti che ci sono stati, ad esempio in Italia, che mi pare siamo a 0, a livello mondiale non so se sono 8 o 10.000, e poi guardiamo a questi numeri, ci rendiamo conto che effettivamente anche qua ci sono delle discrepanze e dei falsi allarmi da una parte e una totale sottovalutazione del problema dall'altra. Ce lo dice l'Agenzia appunto europea dell'ambiente, che ci sono questi morti causati da queste polveri sottili e inquinamento in generale dell'aria. E in Veneto c'è un piano fermo al 2004. Nonostante quindi una sentenza di condanna prima nel 2012 e una nuova procedura di infrazione, nessuno è intervenuto. C'è una bozza di piano che non è stato approvato. Naturalmente fare questo piano sarebbe di vitale importanza, perché vengono affrontati i problemi e le cause di questo inquinamento. Come sappiamo, quando arriva la seconda sentenza di condanna arrivano anche le sanzioni. Cioè nella prima sentenza non ci hanno dato un centesimo di sanzioni, nella seconda ci danno anche gli arretrati, ci fanno pagare anche gli arretrati. Quindi bisognerebbe intervenire presto con diverse attività, che adesso vi dico in sintesi, perché rischiamo di dover pagare 3-4 volte un problema che potrebbe essere risolto con molti meno soldi di quelli che invece spendiamo. Perché? Perché c'è un costo sanitario che è veramente imponente. Se noi pensiamo ai costi appunto e a queste vittime, a questi malati a causa delle polveri sottili, i costi sono altissimi. Poi possiamo avere i costi delle sanzioni e quindi potremo veramente intervenire prima di dover pagare questi soldi, avendo anche un risparmio in termini sanitari e dando la possibilità alle persone di vivere in un ambiente sano. Siccome molte delle politiche che vanno in direzione europee, che vanno in direzione dell'abbattimento dell'inquinamento, vanno a pari passo con certi obiettivi importanti come quello che veniva ricordato anche prima da Don Albino dell'abbattimento della CO2, ovvero lotta ai cambiamenti climatici e quindi lotta all'inquinamento dell'aria, e siccome l'Europa adesso dà anche dei fondi con un programma che si rivolge a chi vuole dare un aiuto per l'innovazione tecnologica anche in questo settore, quello delle emissioni in atmosfera, ci sono anche dei fondi europei del programma Horizon 2020 che potrebbero essere utilizzati. Quindi abbiamo, come diceva prima Don Albino, la questione che il discorso del lavoro è trasversale, quindi qua potremmo pensare anche a creare
con questi fondi posti di lavoro di aziende green che vanno a implementare tecnologie utili ad abbattere questi inquinamenti. Che cosa non va fatto? Non vanno inceneriti i rifiuti. Questo è uno degli obiettivi anche europei, perché i rifiuti sono preziosi, sono materia prima e quindi assolutamente non vanno inceneriti, perché in una situazione di illegalità come la presente, qualsiasi fonte diciamo di combustione va a aggravare questa situazione, quindi assolutamente l'incenerimento dovrebbe essere accantonato per anche questo motivo, cioè quello dell'inquinamento dell'aria. Poi anche la combustione dei residui vegetali in agricoltura in una situazione di illegalità, di violazione della norma, deve essere assolutamente eliminata. Anche la questione pesticidi, anche i pesticidi non devono essere utilizzati, devono essere utilizzati i sistemi alternativi. Togliere gli incentivi alle caldaie a biomassa che oggi in Veneto ci sono, non sono particolarmente importanti, però ci sono, e le caldaie a biomassa sono caldaie che spesso sono, soprattutto quelle piccole, non sono sottoposte a nessun controllo. Uno che ha la caldaia a metano ha il libretto, è obbligato a fare le manutenzioni periodiche, a inserirle nel libretto di manutenzione. Uno che ha la caldaia a legna non ha nessun filtro, non ha nessun obbligo, diciamo, normativo di controllo. Questo è un po' un problema. E sì, naturalmente ha gli incentivi per la conversione di chi ha caldaie a olio, caldaie appunto a biomasse e così via. E dopo, come dicevo prima, va fatta un'analisi, anche grazie a questi dati europei, di quanto ci costa sotto un punto di vista sanitario avere quest'area inquinata e quanto invece potremmo risparmiare, visto che oggi molte azioni e decisioni a livello amministrativo e politico vengono prese in considerazione dei costi e benefici, e quanto andremo veramente a risparmiare anche economicamente per quanto riguarda la spesa sanitaria nel momento in cui si va a bonificare un ambiente inquinatissimo come quello che abbiamo adesso. Purtroppo, è concluso, abbiamo degli esempi negativi, c'è stato, porto solo questo piccolo esempio, ci sono stati i panelini che sono stati fatti qua all'Epifania, ne sono stati fatti tanti, ne sono stati fatti troppi, c'è qualche questura tipo quella di Treviso che dopo le proteste dei cittadini ha posto alcuni limiti, ma abbiamo chi ad esempio in questo momento governa la nostra regione che è uscito dicendo che i limiti non vanno bene, proprio da parte di chi dovrebbe venire invece delle indicazioni utili a rispettare le norme, perché si tratta di bruciare grossi quantitativi di rifiuti in deroga a una norma che vieta questo, ma soprattutto, ricordo, in una situazione di totale illegalità, perché noi siamo, ricordo come Stato membro dell'Italia, siamo dei pregiudicati dal 2012, siamo ricaduti perché ci hanno aperto una nuova procedura di infrazione, quindi siamo sotto la lente di ingrandimento dell'Unione Europea.